sole sardia, prima andare a Parza e Cresi. Siamo arrivati, avete visto tutta la strada per venire qui al santuario. Siamo arrivati, qua è dove si fa l'Ardia tutti gli anni. Ascolti, ma quante ardie si è fatta? Avvicinati Lello, quante ardie si è fatto? Quante ardie si è fatto lei? Io? Una trentina. Una trentina? E come le sei? Cioè, qual è l'emozione di ogni anno ritrovarsi dentro l'Ardia? Una volta avevo meno peso, adesso il cavallo è in campagna. Quindi lei è stato anche, ha fatto proprio l'Ardia a cavallo, proprio ha anche corso? Cioè cavalli. Abbiamo conosciuto un cavallo proprio all'entrata del paese. Dove? Il proprietario si chiama Franco, di fronte alla pietra c'è un cavallo molto bello con cui abbiamo fatto amicizia. Qual è Franco? Franco? Non so Franco chi, il proprietario dice si chiama Franco, noi abbiamo nominato il cavallo Franco. Comunque, a parte questo, lei che fa parte dell'ente foreste, ma cosa significa comunque fa parte di un ente così importante in un'isola come questa e in un posto come questo dove ci sono anche incendi, insomma ci sono tante difficoltà anche? Allora, prima cosa ci dà un posto di lavoro, che è molto importante, e poi anche per il territorio, capisci? Tenerlo in ordine, tenerlo, come si dice? Quindi il vostro compito è comunque di tenerlo pulito, in ordine, fare in modo che non ci siano vandali, atti vandalici. In estate siamo antincendi. Ti manca sul respiro. E questa è la discesa, da qui arrivano i cavalli e qui si svolge praticamente l'Ardia, ma noi siamo ritornati, così come abbiamo fatto all'inizio, con Enzo Mugoni, protagonista dell'Ardia, con la sua canzone e il suo videoclip. Sì, diciamo che è stata una canzone che mi ha dato delle emozioni particolarmente surreali anche, tra l'altro, perché l'Ardia va, come dire, va interpretata in una maniera particolare, perché oltre a essere una manifestazione civica è anche una manifestazione molto importante per quanto riguarda la fede. E io sono molto devoto al santo, perché anni fa sono venuto tramite delle situazioni particolari della mia vita, durante una preghiera mi sono affezionato talmente tanto a questo santo che spesso e volentieri vengo, però sono ritornato dopo un po' di anni e comunque sono nate delle collaborazioni, perché con Serafino siamo diventati subito amici, soprattutto per questo discorso della fede, perché Paolo Zizi, l'arrangiatore della canzone che ho cantato, Savemina Desardia, mi ha presentato Serafino perché lui voleva una voce calda. Lui poc'anzi sicuramente ti ha raccontato un po' la storia, e quindi devo ringraziare Paolo Zizi per avermi presentato Serafino. Serafino è una persona straordinaria per quanto riguarda sia il lato umano che il lato artistico, e quindi poi siamo diventati talmente amici. Io gli raccontavo i miei progetti, cosa volevo fare, lui ha realizzato questo videoclip, dopodiché ha deciso di produrmi senza nessun interesse, così. È nato un flash, no? È nato un feeling. Un feeling, sì. E allora, a proposito di feeling... mi ha prodotto questo disco, dicevo, Sardegna Terra Incanto, dove c'è anche Savemina Desardia. Allora, andiamo a vedere proprio questo videoclip, e allora mi raccomando, questo è il videoclip di Enzo Mugoni, prodotto da Serafino De Riu. Andiamo ancora una volta a rivederlo. Arriva sole sardia, prima andare a Parza e Cresia, passo a Caddu in Saccarrela, passo a salutare mamma,
che sa dura da sa sola e non cala da mi bere quando abbaito un ogo smama mica io pizzinetto con su coro mi saluta e mi sighi con sos ogos. Quando arriva Sore Sardia si vede dartu su broino, canta gente sta accudita, Frenuseste Sant'Antino, se sei mezzo ma sei sola, e stai proprio un destino. Io ti intendo sorre mia, se sei atteso ma vicino, tu mi gricas ma non mi ese, e ti manca sul respiro. Quando arriva Sore Sardia parti in lestros galoppando, feminas mías quiseo amande, e grazie a Issas quiso enogue a onorare con sua fede questo santo imperatore. E con s'amore chi non stana una cosa se scompresa che noi uomini scurrimo sardia con sa femmina se dilesas che noi uomini scurrimo sardia con sa femmina se dilesas. E noi siamo all'interno della chiesa di San Costantino, una chiesa piena di devozione, una chiesa piena di storia. Sì, è una chiesa bellissima, basta solo entrare e vedere che cosa c'è appeso ai muri, di quanta gente qui venga e faccia le richieste di grazia al San Costantino e ti puoi rendere conto di quanta gente appunto viene qua per meditare, per chiedere la grazia, per chiedere un qualsiasi cosa. Alcuni, i più fortunati, riescono ad averla e tanti altri continueranno a venire anche se non ce l'hanno, per continuare a pregare. Intanto noi lo ricordiamo, siamo sempre a Sedilo, avete visto siamo nella chiesa di San Costantino, ci stiamo spostando a questo punto perché sono già un po' di giorni ormai che diamo grande spazio a Sedilo, all'Ardia, ma diamo grande spazio anche a tutto quello che è storia. Sicuramente non c'è un sardo che non sia almeno una volta venuto qui a pregare nella chiesa di San Costantino o ad ammirare e vedere l'Ardia. Beh, penso che siano in tanti, considerando che quasi tutti gli anni per la festa del 6 e del 7 vengono dalle 30-40 mila persone, quindi è una festa molto ma molto seguita. Allora noi siamo in compagnia di Serafino De Riu, avete visto anche nei giorni scorsi, abbiamo mandato in onda il suo film dedicato all'Ardia. All'Ardia, Sarda Sabriava Bandera e anche un secondo che si chiama Zadig Boscalzagontare. Sì, ma a parte i film, noi siamo qui perché Serafino, lui è innamorato di Sedilo, è innamorato di San Costantino ed è innamorato di un territorio che ogni anno, tutti i giorni, ma soprattutto più volte all'anno, veramente ci dà grandi emozioni. Sì, io sono innamorato del nostro territorio e soprattutto della Sardegna, perché la Sardegna è tutta bella.
Qui c'è un fascino particolare, siamo in centro, c'è un bellissimo lago. A proposito di lago, hai visto, ora stiamo proprio guardando le immagini, Sì. la famosa isoletta Sì, è di quella quel lì. signore, come Sì. si chiamava quel signore? Sonette. Sonette. Di Sonette, è quella lì, quella che stiamo Quella vedendo. è proprio l'isola di Sonette, dove lì. fa pascolare No, e lì fa nuotare. fa nuotare le pecore. Le porta anche in barca quando sale il livello del... Sonette è un personaggio molto simpatico. Che abbiamo conosciuto proprio per caso, Per caso, quest'oggi. sì. Allora, noi ti dobbiamo ringraziare, credo che questa sia stata una giornata bellissima per tutti quanti noi, per tutto il gruppo, i ragazzi dello staff di Teleregione. Il prossimo anno, chissà, magari ci saremo personalmente per vivere le grandi emozioni Vi dell'Ardia. ospiterò volentieri, vi farò da cicerone e così andremo a vedere i punti più belli da dove poter seguire e vedere bene l'Ardia. Ti ringraziamo Serafino, allora via le immagini ancora l'Ardia, ma soprattutto ancora questo bellissimo territorio. Approfittiamo per salutare tutti gli amici di Sedilo e tutti gli amici anche dove lui ha lo studio, che è a Borore. Sì, di Borore e tutti quelli che ci conoscono. Ragazzi, l'appuntamento è rinnovato alla prossima puntata da Teleregione. Per adesso è tutto, grazie a tutti, da me e da Serafino, ciao!